qua Sassi prova, buonasera, benvenuti. Vieni poi questi caso elettrico lo so. Un po' fai dove no, ma sono allora, entra dal tuo telefono e dimmi come si sente. Sassa prova, Alessio prova, Innovius e non riprova. Buonasera amici appassionati di pallacanestro, amici di Twitch. Questa sera siamo a Cagliari, seconda giornata del campionato di Serie C. Già subito un big match Olimpia Cagliari contro Innovius Seniori, sfida interessantissima. Da una parte la squadra allenata da Roberto Zucca, che da qualche anno sta diventando veramente una spina nel fianco nel campionato di Serie C, giovani che formano un buon gruppo. Partenza subito col botto nella prima di campionato contro l'Antonianum. Dall'altra parte i nostri Tauri, che quest'oggi però dovranno anche far fronte a alcune assenze. Poi andremo anche nel dettaglio. Iniziamo salutando tutti gli amici di Twitch. Partirei salutando Papura in regia e Alessio Ted alle immagini. Ormai mancano 2 minuti all'inizio di questa partita. Dicevo, assenze importanti come quella del calibro di Alessandro Verlik, che ha avuto soltanto il tempo di segnare da 3 punti la prima tripla in maglia sennorese nella gara d'esordio, per poi farsi subito male alla spalla, ma dovrebbe essere schierato nella prossima giornata. Assenza importante anche quella di Federico Tola e di Stefano Pugioni, che ha rimediato un taglio nel sopracciglio, 6 punti di sutura per lui. È arrivato anche il nostro tifoso numero 1, Ferrucci, che si sarà sentito con il palazzetto qui di via Pessani, palazzetto gremito, come detto, big match già seconda di campionato, 90 secondi all'inizio del match, quintetti che già stanno per prendere posto in campo. Aspettiamo anche voi amici di Twitch in chat. Già 44 persone collegate, ovviamente interagiremo come sempre pure in trasferta, mentre passa la nostra ormai nuova grafica, come detto, ringraziando tutti i partner della Pallacanestro Seniori che contribuiscono al nostro mondo, ringraziando anche la novità della trasferta, ovvero Alessio Tedde, che ci dà una mano in cabina di regia. C'è pure Alessio Tedde, ordinerà le immagini con il nostro stabilizzatore da trasferta, ricordando anche che questa seconda giornata di Serie C è iniziata nella giornata di ieri con 3 risultati già sorprendenti, perché le squadre che hanno vinto la prima giornata hanno perso in questa seconda, ovvero Sef Torres, che si è dovuto arrendere in un match spettacolare per 85-91 contro il Vediero Calasetta, squadra nuovissima. Approfondiremo anche questo con quasi soltanto Mattia Pipicello, unica conferma. Poi Nuoro, sconfitta contro Sennuri nella prima giornata, è riuscita a vincere di 3 punti contro la Ferrini Pisano Arredamenti, subito una sconfitta per la Ferrini, e poi Sant'Orsola che riesce a vincere di 1 punto contro il Cus Sassari. E quest'oggi le sfide sono Antonianum contro Coral Alghero. In questo momento terminato già il primo quarto, Coral in vantaggio di 9 lunghezze, e proprio Olimpia Cagliari, Innovius Seniori, squadra in campo Innovius Seniori che scende con il nuovo quintetto, direi, perché con l'assenza di Alessandro Verlik
Vediamo al suo posto Paolo Marreu, autore di una buonissima prestazione difensiva nella prima di campionato, in sua compagnia Alessandro Pisano, Giri Ubalek e Enrico Merella. Il nostro capitano è Andrea Cordedda. Dall'altra parte dell'Olimpia Cagliari approfondiremo anche il loro quintetto di partenza, con sicuramente un giocatore importante, il numero 10 Carlo Di Ciaula, autore di 22 punti in 19 minuti, ma non soltanto lui, un gruppo unito e coeso, quello di Roberto Zucca, che già ha vinto di 30 punti alla prima. Proprio Di Ciaula si prende la prima serata, è 3-0 per l'Olimpia Cagliari. Aspetta l'uscita di Ubalek, primo fischio della partita, ed è un fallo in attacco, incredulo Merella. Avvio non facile, 3-0 Olimpia, è subito possesso per i giocatori in maglia biancorossa, con Luca Tocco che supera la pressione, il numero 6 funambolico dell'Olimpia Cagliari, altrettanto funambolico Enrico Merella, che ruba il pallone e si fa subito perdonare l'errore del fallo in attacco e addirittura va a lucrare un fallo antisportivo. Salutiamo gli amici in chat che mentre ci scrivono. Saliamo a quota 115, ci seguono anche in trasferta. Possibilità di sbloccarci nel match con Merella, cronometro fermo, realizza il primo. Non trema la sua mano al secondo, è possesso anche per la Ino Bussenneri. Già due fischi in questi primissimi secondi di partita, ravvicinati protagonista Merella in entrambe le situazioni. Pisano, blocco laterale con Ubalek, si Cordedda che prova a attaccare centralmente. Cordedda, direttissimo, come al solito Andrea Cordedda va a realizzare a centro area il primo vantaggio della partita, 4-3 Sennori. Donato poco contro Cordedda, vuole andare verso sinistra, chiuso da Ubalek, si va fuori per un tiro e piedi a posto di 2 su 2 di Palazzi, 2 su 2 da 3 punti e 6 a 4 per l'Olimpia. Cordedda continua a martellare altri 2 punti per pareggio per la Innovis Seniori. La partita è appena cominciata, ma già subito le due squadre con le marce elevatissime. Pick and roll centrale per la squadra di casa. Di Ciao, la penetrazione con la sua prediletta mano mancina, si muove benissimo. La palla nell'attacco del giocatore di Roberto Zucca, il tiro però è sbagliato. Ancora Ubalek realizza 2 punti, si rispondono le squadre da una parte e dall'altra. Mentre diciamo una fischio, chiediamo scusa agli amici a casa se non dovesse sentirsi nel migliore dei modi. Stiamo cercando di attrezzarci, ovviamente abbiamo il nostro microfono che ci feedback comunque da casa se l'audio è ottimale, anche le immagini, con l'Olimpia Cagliari che prova a attaccare ancora Di Ciaula, si alza da 3 punti, il tiro però è corto. Ancora Di Ciaula, vuole attaccare ancora verso il centro, sì nel fondo Di Ciaula realizza il canestro dell'8 pari. Marreu, Cordedda, penetrazione di Cordedda, vuole andare sì nel fondo, fischio e fallo e 2 tiri liberi in arrivo per il numero 3 Senorese. Siamo in debito con gli amici dell'Olimpia per quanto riguarda il quintetto iniziale, con, come detto, la maglia numero 6 Luca Tocco, maglia numero 10 di Carlo Di Ciaula, il numero 24 di Giovanni Palazzi, con la maglia numero 15 di Serra, nuovo acquisto dell'Olimpia Cagliari, per chiudere
lo starting five con la maglia numero 14, elemento imprescindibile, il più grande del gruppo allenato da Roberto Zucca, ovvero Stefano Chessa, realizza Cordedda e 10-8, e subito il punteggio alto, e Olimpia Cagliari che cerca di tenere alto il ritmo, provando ad emulare Lino Viussendoli che fa della difesa aggressiva e del contropiede la sua arma vincente. Stefano Ciaula da un diabolico Ibalek. Salutiamo nel mentre Raffaele che in chat ci saluta, grande Raffaele, non presente quest'oggi a Cagliari ma sempre con noi. Ti chiediamo Raffaele come vedi queste immagini dalla trasferta e anche l'audio della trasferta, chiediamo un tuo feedback personale con Alessio che quest'oggi alle immagini, il nostro Papura sempre presente in regia, quindi il responso di Raffaele è fondamentale nel mentre ci prova il capitano con un bel passaggio sotto per Ubalek. Non raggiunge le mani del lungo cieco, quindi si rimane sul 10-8, Olimpia che può respirare. Di Ciaula, prova ad attaccare Marreu che resiste molto bene, ancora di Ciaula, lo scarico per Palazzi, piedi a poco Palazzi, terza tripla consecutiva sbagliata dall'Olimpia Cagliari, e quindi Cordedda. Andrea Cordedda non scambia niente in questo inizio, il numero 3. Che sale così a quota 9 punti in questo avvio, migliore realizzatore della partita, massimo vantaggio per Sendori, poco da 3 punti, l'errore, il rimbalzone di Serra che giganteggia centrale, va a guadagnarsi il fallo della difesa. Un Giriubale che mima infrazione di passi, non fischiata dagli arbitri. Quindi 2 liberi per Serra. Grande gioco. Sbagliato il secondo libero, ma c'è stata invasione, quindi seconda opportunità per Serra, cronometro fermo, 6-14 alla fine del primo quarto, Sendori sul più 5. Serra che non sbaglia, questa seconda occasione, riporta il sul meno 4. Cordedda scavalcato da Sendori in questo avvio, non ha sbagliato un tiro, arriva adesso però il primo errore di Andrea Cordedda, quindi Chessa per Di Ciaula che prova a spingere, viene rallentato però da Marreu. Serra con spazio, Cordedda cerca di prendere lo sfondamento, non arriva il fischio, continua l'attacco dell'Olimpia, 8 secondi alla fine, vuole attaccare Chessa di mano mancina, e arriva il fischio, altri 2 tiri liberi, tanti fischi in questo inizio di partita. Salutiamo anche Paolo Verano che ci risponde in chat dandoci il suo feedback. Grande Paolo che ci segue anche nelle nostre trasferte. Realizza Chessa 10-13. Sua Mattonella non esita a sparare altri punti, a iscriversi a questa partita più 6 con la sua classica eleganza e nonchalance si è alzato nonostante la marcatura, adesso impegnato fuori dall'altra parte di Serra, si nel fondo con la mano sinistra Olimpia che cerca di rimanere di Rubalek, deve sparare un'altra nonostante il contatto, arriva al fischio. Marreu che mentre c'è come entra Cabras e quindi quintetto atipico per la Inovius Sendori con 3 lunghi, Cordedda probabilmente che aggira da 3
buono l'impatto comunque di Paolo Manreu, specialmente in difesa, sulle tracce di Ciaula. Tocco che scivola ma riesce comunque a servire Palazzi. Guarda di Ciaula da lontano, comunque si apre stavolta nel tiro, no? Il ferro. E quindi Pisano, marcato da Tommaso Mozza, entrato in campo, sfida però non si può pregare due volte. Indemoniato in questo avvio ed è il primo giocatore a superare la doppia cifra, salendo a quota 11, Andrea Cordella, dicevo. Sfida anche tra madre e figlio, tra Gianni Mozzo e Tommaso Mozzo, mentre arriva un fischio contro Merella. Salutato di così. Ah, questo qua è un mio sì, dalla tasca. Ma vabbè. Noi stiamo vedendo una mano perché ho sorriso, no? Una sorpresa che c'era da me quando da 8, quando da 8. Sì. Sì. 3:20 alla fine del primo quarto, Pisano che serve a Merella, prova a attaccare Tokyo che viene punito però dal fischio dell'arbitro, mentre si prepara, cambia da una parte e dall'altra, Spano per Ino Bissenneri, Terrosu per l'Olimpia Cagliari. Uscita per Ubale che va sotto, Pisano vuole cliccare la marcatura al palla canestro, altro fallo. Sembrano andare bene, abbastanza penso che veramente dire c'è solo io non ce l'ho neanche qua. Beh, ma del numero continuo nativo 24 Torres più 6, 20 a 14. Non stiamo entrando negli ultimi 4 minuti di primo quarto. Motto si arresta al centro area, secondo ferro, rimbalzo preda di Spano che serve subito Pisano, sopra la Uda le trapezie, però Mozzo a rubare il pallone. D'altra parte Corsi prova a salvare il possesso, ma finisce fuori di processo che di segno.
Com'è? Sì. Sì, ce l'hanno il wifi qua. Ma prima volta mi un po' là. Se c'è il wifi c'è. Per forza ce l'hanno, l'ho visto, qua. Ciao. No. Ci serve il wifi del palazzetto. No, però il nostro hotspot non regge, non c'è una linea buona qua. Non possiamo. No, non è quello. Serve una linea stabile, capito? Prima ma sarà uguale, l'abbiamo fatto uguale. E se hanno fatto una cosa, c'è l'iPhone 10. Speriamo specchi. Non può essere. Può essere. Fate qualcosa. Fate qualcosa. Come sei? Mentre è partita che riprende, ci scusiamo con gli amici a casa, stiamo perdendo molti fotogrammi, purtroppo la linea, la linea del sovrastetto non è ottimale, noi ci siamo arrangiati ovviamente con l'hotspot, tutte le situazioni, non sta andando come avremmo voluto, poi proveremo a chiedere la password del wifi del palazzetto dell'Espedia. Per il momento dovete accontentarvi ragazzi, noi ci stiamo provando. Come oggi nella password. Tengo perché non c'è una con te. No, ma è internet illimitato. No, 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 illimitata. Cioè, non è così. Non lo fa. Cioè, sono un po' di non lo fa. Sono un po' di ah, no, so fatto io. So fatto. Ma chi? Sta bene. Prova a attaccare sotto canestro, viene fuori, corsi, palla che rimane alla inseguire. Rubare classica uscita dalla rimessa, prende e spara l'errore contropiede per l'Olimpia che va a semifondo. Serra, il recupero difensivo. Quindi Corsi si alza da 3 punti, secondo per correre da rimbalzo per Pisano. Aspetta il posizionamento dei compagni. Spano
Inizia subito, esatto. Allora, da bonus, due liberi in arrivo per Federico Spana. E i Elisa, Spana dalla linea della carità, il 6 per Sennoli, in arrivo ultimo minuto e mezzo di questo primo quarto. Buona difesa di Spano che scherma molto bene, quindi contropiede con il suo amico Corveda che da sinistro non riesce però a trovare l'angolo giusto. Serra palleggia sul piede, anzi sul piede di Cabras. Si corregge l'arbitro, possesso che rimane a Sennoli, arriva time out in campo a 91 secondi, 1 minuto e 21 dalla fine del primo quarto, 25-19 per Sennoli, in casa dell'Olimpia Cagliari. Ancora problemi purtroppo. Sì, lo sappiamo amici a casa che ci sono problemi, stiamo perdendo l'esattezza 34% contro Gambi rispetto a quello che potrebbe arrivarvi, cercheremo di risolverlo a cavallo dei quarti. Amici di Twitch, abbiamo provato a cambiare hotspot in questo momento, non stiamo perdendo niente, le immagini e l'audio sono perfetti, come vedete. Speriamo che la connessione tenga. Sì, adesso abbiamo risolto. Olimpia Cagliari che prova a attaccare, tiro però è sbagliato. La foto, sai che non è mancare. Molto male. No. Sì, 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 anche se non sto grande ci riesce a picciarlo. Quindi fa la sotto per da Redice dal canestro e fallo di due azioni fa, di nuovo Chessa viene fischiato il fallo. Audio no, sa.
A noi sembra che vada tutto bene. Sono di no. Sì. Sembra in un tunnel, diciamo. Mettiamo l'altro, non dobbiamo mettere l'altro. Come può fare? No. Non lo so, ragazzi, io più di così. È cambiato altro? È migliorato qualcosa adesso, il nostro papuro ha provato a modificare. Tocco che supera la metà campo, secondo quanto è iniziato da poco. Mica cadere di sotto di 5 lunghezze. Un po' di fruscio, ma meglio comunque. Si sente. L'Olimpia, calcio di cronisti. Parte di Alessandro Corsi, con la maglia numero 0, poi dall'altra parte dell'Olimpia. Quindi Olimpia Cagliari che è tornata fino al -2, 27-29. Con l'occhio Corsi, pareggio a quota 29. Adesso aggiornato come ci chiedono da casa. Abbiate pazienza, ragazzi. 7:43 alla fine del secondo quarto, 29 pari. Oh, oh, dimmi tu qua. Cos'è? Non si può fare. Fino a questo momento per Olimpia Cagliari nessun giocatore in doppia cifra. 7 punti per Mauro Serra e 6 per Luca Tocco, per Seniori già 15 in 11 minuti con 4 su 5 tiri liberi e 4 canestri a 2 punti, anche una tripla per Andrea Cordeda che è nettamente il miglior realizzatore di questa sfida fino a questo momento, ma il punteggio è 29 pari. No, questo è nuovo. Lo girando. No, timeout che non premia Seniori, che si deve chiudere in difesa, zona, con Merella che scivola molto bene, qui che si nel fondo, fallo fischiato proprio all'ultima Merella, dovrebbe trattarsi del terzo fallo del capitano senorese, e questa è già una tegola, 3 falli per il numero 12 che per il momento rimane in campo. Coach Piras ha fatto entrare soltanto 2 giocatori dalla panchina, ovvero Spano e Cabras, non ancora mandato sul parquet Chiesoli e Cabras, che sono gli unici 2 utilizzabili da Coach Piras, visti gli infortuni di Gioni presente in tribuna e Verdi che Tola presente in panchina con i compagni. E Olimpia che dopo tanti minuti torna con il naso avanti, a dire la verità, dopo il 3-0 di Paola. Quindi +1 per l'Olimpia quando fallo fischiato a Alessandro Corsi.
pubblico torna sul 30 pari, partita molto avvincente e anche molto lunga, tanti fischi. E per il secondo, Palazzi controlla il rimbalzo, Corsi prova a spingere, spinta di Chessa nell'angolo per Corsi che si può alzare da 3 punti, Corsi rifiutato dal ferro, Merella combatte, Marreu controlla, subito lungo spiega male che famiglia prima di Marreu. Poi si combatte con l'Olimpia che esce vincente. No, Mappo, non ci sono i punti sballati, è tutto giusto. 30 pari, 6 minuti e 40 alla fine del secondo quarto, Mappo, è tutto corretto. Stai attento, dai, non ci fare intrippare. Forse no, chiediamo scusa a Mappo ovviamente, perché prima, come abbiamo chiamato i punti ne avevamo aggiornati, sicuramente ci stava chiedendo fuori. Il 2 su 2 per il capitano sonalese che si accomoda in panchina, su di lui gravano 3 palli, quindi deve cercare di gestirlo al meglio il suo coach. 16-19 alla fine del secondo e quarto, prima dell'intervallo lungo, Palazzi si muove Mozzo, vuole attaccare Palazzi, va sino in fondo, quindi Rubalek deve a Puri. Due volte. Tessa che prova a giocare pick and roll con Palazzi, ha giocato bene. Quindi stanno vuole mettersi a spalla a canestro contro Luca Pepe, fuori per Marreu che si alza da 3 punti. Paolo Marreu, secondo ferro, tiro ben preso però dal nostro numero 16. E quindi Chessa, mostro di tutta la tripla, aspetta il movimento ancora del suo lungo, che riceve contro Pisano, Palazzi si svita, ottimo movimento, l'errore, Serra, il rimbalzo, può mettere Pisano e a ritrovare contro Chessa, tutti i due liberi in arrivo. Per Pisano. Sì, come ricorda Mappo, già annunciato all'inizio della partita, è anche una sfida tra padre e figlio, nuovo acquisto dello Sassonorese, Gianni Motto, che vediamo fino alla direttiva. Dall'altra parte suo figlio con la maglia numero, in questo caso in campo, diciamo che sbaglia però il primo libero realizzando il secondo.
salendo così a quota 5 Alessandro Pisano. Stiamo per passare la metà di questo secondo quarto lunghissimo, tanti fischi, tanta fisicità. Libero di colpire Palazzi, quarta tripla di serata, da bersaglio 2 su 4 per lui. Quest'oggi è Olimpia Cagliari che impatta sul 33 pari. Ubalek cerca di controllare il corpo, chiuso da Palazzi, fuori per Pisano, tripla corta. Mozzo che è indisturbato, controlla il possesso. Bene, scarica per Chessa, ancora Palazzi, questa volta rifiuta la tripla, lascia lì per Serra che si svita, gancio di Serra, rimbalzo di Ubalek, fallo di 4 e 2 liberi per Giri. Ubalek che sta cercando di trarre il meglio da questa partita, scavare nelle pieghe del match. Coach Piras che ha le idee chiare, scelta ormai anche per questo secondo quarto consolidata, quindi 3 lunghi viste le assenze con Cordedda e 3. Questa appunto tecnica di Coach Piras, uscire Marreo, entrare Cabras. Ubalek in lunetta che cerca di lucrare a cronometro fermo, sbaglia per un secondo, 1 su 2 e quindi tocco a portare palla. Mozzo, pick and roll centrale, si arresta con la mano sinistra, l'errore, Spano vuole correre subito Senneri, infatti Pisano prende la corsia laterale, Ubalek prende posizione, ancora la sfida contro Palazzi, vuole andare, Ubalek si svita, l'errore, ancora Ubalek, controlla il rimbalzo per una terza volta. Per il lungo nativo di Praga. Quindi si rimane sul 34-33. Ultimi 4 minuti. Chessa va sino in fondo, in questo caso la difesa senonese si è fatta trovare impreparata. Spano, scarico per Cordedda, si alza da 3, Andrea Cordedda questa volta spunto nel momento di difficoltà per Semeli con l'Olimpia che ha il naso avanti anche il possesso. E time out in campo come trovare detto Zitta. Quindi a questo momento per Senoli abbiamo 15 punti di Andrea Cordedda, 5 di Capitan Merella, 1 per Spano, 5 per Pisano, 6 per Ubalek e 2 per Matteo Cabras. Come detto, rotazioni più corte rispetto al solito, mentre per l'Olimpia Cagliari 1 punto per Terrosu, 6 per Palazzi, 3 per Corsi, 7 per Serra, 4 per Chessa, 5 per Di Ciaura, 6 per Luca Tocco e 3 per Alessandro Cossi, squadra molto completa. Gli unici 2 che ancora non hanno segnato sono Scanu e Mozzo, rotazioni a 10 contro le rotazioni a 7 di Coach Piras che oggi deve fare di necessità virtù della sua squadra. Comunque, amici a casa, vi vogliamo attivi anche quando le cose vanno bene, quando la qualità video e audio è ottimale, non solo quando ci sono problemi di linea e video, ragazzi. Vogliamo attivi sempre, sempre, sempre. Anche adesso che non stiamo perdendo neanche un fotogramma, ma siamo sotto di un punto, quindi ragazzi scrivete in chat, vogliamo una chat intasata. Si riparte 3:35. Nel secondo quarto, Scoppo, chiedo scusa, palla in mano con Cordedda sulla prima linea della difesa 3, Mozzo da 3 punti, sbaglia e quindi Ubalek lunga per Cordedda, presenta rispedita, grande passaggio sotto Corpisano che dice 2 e dice 2 più 1 per Sendori. Salutiamo Isabelle 73 che ci saluta in chat. Dai ragazzi, abbiamo bisogno ora più che mai del vostro supporto
più uno, quello lì tra Cagliari che però gioca in casa è all'inerzia con la sua parte, vi assicuro pubblico che deve sentire qua Cagliari, passi, ne mette altri due. Salutiamo anche Leonora, nostra fedelissima tifosa, che dice siamo concentrati, non avevo dubbi, Spano ha dato 3 punti, sbaglia, e allora ci serve il tuo contributo, ti do qua a Cagliari, ma sappiamo che da casa ti dai azione per il tifo, però andiamo sotto di 3 punti, realizza poco da vicino Olimpia che tocca appunto sulla ripetizione il massimo vantaggio in questa partita. Spano aspetta l'uscita, la finta uscita di Pisano, infatti si torna alla Corveda, 6 secondi alla fine di 24, Corveda non fuori palla non vuole poi io pronto parti quindi il possesso che rimane a Senori così sono lì che non ci stanno, quindi il Vale ne approfitta per altri 2 liberi. Sette punti per Ribale che con il libero realizzato 2 su 3, cronometro fermo, c'è da attendersi tanto anche in vista di un rush finale dal numero 47, libero buono, quindi 8 punti per lui, secondo miglior realizzatore della sua squadra, solo dopo Cordeda che è partito veramente con le marce elevatissime, ben 12 solo nel primo quarto, 3 in questa seconda frazione, ultimo minuto 50 con Mozzo, prova a penetrare fuori da Corsi, fa vedere Serra, non riceve, difesa zona molto ben piazzata la Crocchina, Cabras cerca di difendere, arriva il fallo, gli arbitri che no, stiamo tanto quest'oggi, un metro chiaro, il contatto viene quasi sempre pulito. Quindi Corsi nell'angolo per Tocco che ha spazio per alzarsi da 3 punti, non va, e quindi Ubale che appare la voce grossa, rimbalzo. Gli ultimi 90 secondi prima dell'intervallo lungo in arrivo, Ubale fa 2 punti, palla che entra, esce e rientra di nuovo. Classica effettuata del numero 40 da Praga che riporta Senori e si fa sentire anche in trasferta l'urlo per Big Yuzzi che poi va a contrastare Serra sotto il canestro e quindi molto favorevole per Senori che può chiudere al meglio, vuole palla Ubale certo chiude una difesa dell'Olimpia, possesso ancora per i Tauri. Quindi Ubale che chiama Cabras a giocarsi la spalla canestro contro Chessa, Cabras con personalità, prova il tiro, forse addirittura un tocco della palla, non c'è solo l'arbitro e quindi si rimane sul 40-39 per la squadra in trasferta. Cabras vuole tentare il furto, però Chessa è bravo, è molto finta al tiro, scarica per Forti, era difficile. Nel numero 1 dell'Olimpia, ha chiamato a gran voce dal suo coach Roberto Zucca, che noi conosciamo come allenatore giovanissimo, ma già di grande esperienza, lui nativo di Sassari appunto, ma già da qualche anno allenatore dell'Olimpia Cagliari, Corveda ci prova, non sblocca quelle 15 nei frutti dei suoi spunti, quindi ancora Tocco in possesso palla, vuole rallentare per avere il possesso, discrepanza però tra i due cronometri, non può andare fino alla fine Cagliari. Quindi Serra, fuori per Motto, finta al tiro, ancora Motto, elegantissimo, Motto a centro aria. I primi due, Tommaso Motto che si fa perdonare l'errore precedente, non Olimpia, un possesso per Sendoli, Ubalek, per Cordella, penetrazione di Cordella, scarica l'ultimo per Spano che è bravo.
penetrare sul close out e guadagnare il fischio e quindi 2 liberi per Spano a un secondo alla fine del secondo quarto. Esordio per Carlo Piesoli per dare un mini riposo ad Andrea Corredda che non è mai uscito quest'oggi. Lui e Ubalek spremuti al massimo dal suo coach nelle rotazioni corte, nel reparto lunghi, anche vista la scelta di adattare Corredda da 3 schierandolo insieme a Ubalek e Cabras. Sbaglia però il primo Federico Spano, quindi si può chiudere solo il pareggio in caso di realizzazione. Realizza secondo Spano, ultimo secondo il tiro dell'Ave Maria, dovrà provare Cagliari, comunque il pallone è lungo e pieno di arriva sul possesso, 3 sotto, non arriva il fischio, si lamenta anche il vinto, partita molto bella, comincia a casa rimanete con la Gatti, dobbiamo dare per il terzo e quarto quarto, forza Tauli, vi vogliamo sempre più attivi nel punteggio, ricordiamo, recita 41 pari. Ovviamente approfittiamo per salutare tutti gli amici che ci seguono da Sennori, che non sono potuti venire insieme a noi, ci seguiranno dal bar da Jimmy, ma tutti i bar della città di Sennori, il Teodis Pub, la Cantera, solo per citare alcuni il Bistro ovviamente, che conoscete benissimo, amici di Sennori, ma anche da Porto Torres. E niente amici, rimanete sintonizzati perché ci aspetta un terzo e quarto quarto veramente avvincente, 41 Olimpia Cagliari, 41 per la InnoView Sennori. Ma lo mettiamo a caricare un attimo adesso. Metti a caricare il telefono un attimo. Ci proviamo? Prendo 20 birre e no, ce le abbiamo fuori. Metti a caricare il mio telefono così. Sì, questo no, forse è bravo come camera. Questo è meglio di to. Questo così cameraman. Mi serve quello del. No, va bene. Va bene. No, non è un suscitare. Ma per tu non c'è il tipo C? No, se c'è una cosa, un iPhone. C'è quello dell'iPhone. Aspetta, quello dell'iPhone. Sì. C'è battuto tu, c'è no, ma tanto non si può. Con power mettilo, se no non si filma. Noi siamo a Cocco. Tutte spalle. Qualcuno rimane qui? No, mi puoi mettere a un circolo di così possiamo uscire e parlo qui. Dovrebbe essere questa sotterrata qui. Se riesci a vedere, ma rimane qui. Non avete più tassato 500.000. No, anche se le fare signora, ce la vogliamo. No, l'abbiamo posto già. No, no, ci sono
Ma io pensavo che c'era un po' di cosa. Aspetta, ma tra 30 secondi che sto tetto e poi riesco. E tanto tempo quello del terzo quarto va bene, sono capito. No, anche un giornalista. Io poi mi sa bene, guarda se tra questi. Guarda se tra questi. Non è lo buono, mi sa. Ciao,
Sara. Sara. Ciao. Iniziato il terzo e quarto, amici a casa, con Papura e Alessio che non ci sono ancora, quindi le immagini sono ferme. Visibilmente ci viene in soccorso il nostro mitico Andrea Giordo da vedere la partita. Ciao Andrea, un saluto agli amici a casa, ci sarà seguendo tuo padre. Probabile. Ciao Bob. Grande saluto a un ex giocatore della Innovu Scenery. Stanno ma un forte con le immagini. Lasciamo Papura. Tutti va bene. Alessio Tede, 21 secondi di ritardo, torna in cabina al comando delle operazioni. Oh, che mi fa? Fatto vedere agli amici a casa uno sprazzo di metà campo. Vai Alessio, temalo bene che non era un solo. Luca. Ah, fermi. Occupano a me. Tra mezzino ce l'abbiamo. Oh. Oh, fate con me, non ti devo. Ciao. Dai, che ce l'ho birra. Dai, vieni, dai. Andiamo dopo. Punteggio per Sabri in chat, penso che lo vedete in grafica. 41 pari, c'è un attimo di pausa, dei problemi tecnici al tavolo. Punteggio è quello che vedete, ragazzi. 9,39. Ripresa adesso. Sul terzo quarto, perfetta parità. Bene, non posso fare cori, non posso sfigurarmi dall'essere telecronista per rispondere a Eleonora che mi chiede. Continua a martellare. Ci aveva lanciato, passando su TV, che pensano i nostri tifosi, Eleonora. Pochi ma buoni, quest'oggi qui a Cagliari a farci sentire. No. No, vai tranquillo. Con l'Olimpia che ritorna in campo in questo terzo quarto con lo stesso quintetto. L'inizio partita eccezione fatta per Mozzo. Se non sbaglio, Ponzi al posto di Ciaula. Di linea piena. Quindi Senneri può approfittare di questo momento. Se n'è andato un minuto, inizia il terzo quarto. Ubalek lascia lì per Pisano, ricordiamo Menella Trasfalli, si alza da 3, Pisano sbaglia, Ubalek trova il rimbalzo, Giri Ubalek, ennesimo rimbalzo della sua partita, caricato dal suo pubblico, si accomoda in lunetta.
Ai fini! Sbaglia Ubalek a cronometro fermo e sale così in doppia cifra a quota 10 punti. Adesso Teneri si deve riprendere, zona riproposta da coach Piraz, Marreu in prima linea, esce fuori, morto, carico per Tocco che si alza per un tiro difficile contestato, anche toccato probabilmente da parte di Pisano che è diabolico in queste situazioni difensive. Quindi Marreu sotto per Cordeda, circola la palla, ancora Pisano. Penetrazione, va vicino in fondo l'errore di Pisano, di Chessa che può spingere. Ancora Chessa deve trovare il canestro l'Olimpia in questo terzo quarto. Serra su svita, tiro difficile di Serra, va anche per terra, niente o fischio. E quindi Merella si alza, 4 punti. Merella voleva azzannare questo terzo quarto. Pisano cerca il contatto, niente fischio. Quindi ancora troppo. Spinge la transizione. Cosa più accercata. Si gasa tantissimo questo numero 16. Giocatore pazzesco, diciamo, il labiale di Chico. Lo sta gasando il suo numero 16. Giocata incredibile, come suo solito, è quello che insistiamo molte volte nel inquadrare Paolo Marreu come giocatore imprescindibile per questa squadra. Non lo vedrete figurare nei tabellini principali della squadra per quanto riguarda i punti segnanti, ma è un giocatore che dà una mano incredibile da entrambi i lati del campo, specialmente nella metà campo difensiva, come si è visto in questa occasione. Qui Lissennoli che recupera il possesso e con 7 minuti e 39 da giocare nel terzo quarto può riprendere. Amici da casa, abbiamo risolto, sembra, così pare, il problema di linea. Abbiamo avuto problemi di linea cavolo tra primo e secondo quarto, ma amici collegati su Twitch siamo ben 163. In questo momento va tutto alla grande, un segno di che è tornata al comando nel punteggio. Noi vediamo anche un aggiornamento per quel che riguarda la sfida tra Antonianum e Coral. Ricordiamo che se l'Antonianum dovesse sconfiggere la Coral, una tra Olimpia Cagliari con Alessio Tede che si cimenta con lo zoom della nostra attrezzatura da trasferta, inquadrando il nostro Francesco Antico a bordo campo. Dicevo che se Antonianum dovesse sconfiggere la Coral Alghero, potremmo avere già una squadra al comando di questo campionato di Serie C che uscirà proprio dalla sfida tra Olimpia Cagliari e Sennori. Quindi vedremo un po' anche come andrà a terminare il match tra Antonianum e Coral. In questo momento la Coral è in vantaggio di 3 punti e manca pochissimo alla fine, con Coral che ha ancora una volta in Juan Diego Saud, il miglior realizzatore, il giocatore argentino. Come abbiamo parlato infatti in settimana con il video della Coral Alghero dell'argentino Juan Diego Saud, autore di 27 punti quest'oggi in 28 minuti, manca pochissimo al termine della sfida, e la Coral Alghero che potrebbe così salire a quota 2, a quota 4 punti. Quindi solo in caso di vittoria di Antonianum uscirà da questa sfida la capolista della Serie C già alla seconda giornata. Si riprende con Cordeda che non esita e si alza da 3 punti. Sbaglia poi Pisano, in qualche modo rischia di realizzare il tap-in. Il possesso però torna per chiudere il discorso della sfida tra Antonianum e Coral. Per l'Antonianum 13 punti per Astara. Vi aggiorniamo sul finale, in questo momento pari a quota 63. Torniamo alla partita tra Olimpia e Sennori. Mozzo, piede a posto, Tommaso Mozzo proprio di fronte agli occhi di suo padre riporta l'Olimpia sul meno 1. Pisano nel fondo,
sanno che quest'oggi sta litigando con gli arbitri, sta cercando i contatti, ma non gliene viene fischiato neanche uno. E quindi possesso che torna all'Olimpia Cagliari. Quindi Corsi in posizione centrale, aspetta l'uscita di Mozzo, va per lettere corti, niente fischio. Il terreno centrale, siamo negli ultimi secondi dell'azione. Corti, flash, molto debole, come per magia l'Olimpia Cagliari torna, gol naso avanti. Si alza ancora Olimpia, Ubalek si alza così, l'errore, pensa, controlla. Monster è il fallo di Ubalek, il secondo fallo di Ubalek. Due giocatori in doppia cifra per i senoresi, 17 per Cordella, 12 e Ubalek. Quando Leonora Tenegiati chiede ad Alessio di cantare, c'è solo un capitano. Alessio che non solo è cameraman in questi oggi, ma anche capo ultra, un compito davvero nobile, non fessissimo, dell'Olimpia più 3 per la squadra allenata da Roberto Zucca e se non li palla in mano, Merella con Ubalek affrontato da terra, ancora Ubalek, lasciata fino a fondo, Ubalek alza la parabola, arriva il fischio, 2 liberi in arrivo per il numero 40. Approfitto per salutare ancora una volta Raffaele e Elia. Un abbraccione a Raffaele ed Elia che ci seguono da casa, non sono potuti venire. Sono potuti venire qui a Cagliari e io che ho capito male con Eleonora che dice che suo figlio canta. Adesso suo figlio che stava cantando da casa, infatti. Giustamente salutiamo il piccolo Alessandro che ci starà seguendo, anzi ci sta seguendo da casa, come anche Tommaso, il piccolo tifoso. Un'Olimpia che prova a attaccare nei pressi del quadro, sbaglia e Tennoli che giganteggia lì sotto e poi ripartire. Merella, Spano. Ancora i Siri. Sotto per Marreu. Non fischiata dall'arbitro. Quindi contropiede con tripla aperta. C'era Marreu che va per terra. Merella prova a spingere. Vuole attaccare Merella. Passaggio che non passa. E poi Chessa. E tutto in qualche modo fase confusa del match. Il tinteggio recita 48 Olimpia Cagliari, 47 Sendori e noi salutiamo tutti i piccoli tifosi della pallacanestro Sendori che ci seguono da casa, guardando anche i nostri campionati under e mini basket con il coach Giuseppe Lode e anche Gabriele Pilas, mentre Ubalek guadagna un altro fischio, partita intelligente tra questo momento di Ubalek che si sta gestendo in caso di un rush finale. E quindi Merella per Ubalek che lascia lì per Marreu che lascia lì per Ubalek, di nuovo Marreu vuole andare sotto la corda, palla che arriva in questo momento, chiuso, lasciata la tripla per Marreu, piede a porto, prima quello avanti Marreu che ci crede e lascia un triplo un tiro libero per Spano che sbaglia. Momento confuso che continua nella partita, quindi Olimpia che trova il taglio laterale di Mozzo che non se la sente di salire, si accontenta di una tripla. Mozzo, l'errore, tanti errori da una parte e dall'altra, poi il gioco viene fermato
per un piccolo infortunio anch'essa. Nubale che è salito a quota 14, solo Cordeda meglio di lui. Mentre per l'Olimpia Cagliari nessun giocatore in doppia cifra, ma grande lavoro del gruppo, con 8 punti per Palazzi, 7 per Serra, 7 per Mosso e 8 anche per Luca Tocco, l'unico giocatore che non ha realizzato dei 10 scesi in campo è Alessandro Scano, con Di Ciaula che non è rientrato in campo, probabile problema fisico per cui non tiene il possesso. Cordeda, va fino in fondo, gli arbitri non stanno più fischiando, metro che è cambiato drasticamente tra il secondo e il terzo e quarto. Penetrazione di Corti, sì, schianta contro il muro di Cordeda, poi viene fischiato però il fallo. Uno Terrosi, chiedo scusa. Con la Coral che alla fine possiamo darvi già il punteggio finale, è riuscita a vincere di una sola lunghezza contro l'Antonianum 66 a 65 in quelli quarti, quindi Antonianum sconfitto per la seconda volta consecutiva in casa nonostante 3 giocatori in doppia cifra, ovvero Biggio, Ruggeri e Astara, mentre per la Coral 30 di quasi 30 punti per Saud, Ben Robillato da Cesaraccio e Musso, autori di rispettivamente di 13 e 12, quindi Coral Alghero che momentaneamente è prima in solitaria nel campionato di Serie C, che può essere solo raggiunta da una squadra tra Sennori e Olimpia Cagliari. Grande applauso a questa società che comunque ha fatto il salto di categoria vincendo nel campionato di Serie D ed è già a quota 4 nei primi 2 match. Vedremo come andrà a finire la sfida tra Olimpia Cagliari e Sennori, chi riuscirà a portarsi lì a ridosso della Coral Alghero, con Corsi che ha guadagnato nel mentre 2 tiri liberi e può così aumentare il motivo della sua squadra. Invece Coach Zucca stava soltanto risparmiando minuti al suo numero 10 anche per evidenziare la profondità della squadra di Roberto Zucca. Gestisce molto bene il suo reparto guardiali, infatti Caro Di Ciaula rientra in campo in questo momento e si scambia proprio con Jacopo Corsi che ritorna in panchina. Ancora Marreu. Scusa, ovviamente si tratta di Ubale che Marreu è in panchina. Numero 100 che rimane nella mia cosa dopo una giocata difensiva, ma Sennori che è sotto di 3 punti. Mozzo, palleggiativo, la stanchezza si sta facendo sentire per la linea del Sennori, soltanto 7 giocatori mandati in campo, ovviamente senza considerare quello, una manciata di secondi concessa a Carlo Chiusoli in conclusione del secondo quarto, comunque rotazioni a 7. Di Ciaula state per colpire con la sua fatta mano mancina, palla che si incastra per il tabellone, possesso che premia però l'Olimpia Cagliari. Cosa ne pensate, amici collegati su Twitch, di questo terzo quarto? Come vedete la partita dei nostri ottavi, siamo lì con l'Olimpia che ovviamente all'inerzia dalla sua, come detto siamo soltanto in 7, quindi sarà anche difficile affrontare il fattore stanchezza. Chiediamo parere alla tifoseria virtuale su Twitch. Adesso dobbiamo difenderci però con la tripla di Terrosi sbagliata, graziata qua Sennori, regala Palazzi una seconda chance a Di Ciaula che grazia nuovamente i nostri verdi che ripartono 4-7 per chi attacca, 5-0 per chi difende. Cabras non ha posizione, ma poi con le piovre, numero 46 recupera il possesso, sbaglia Spano, mi sa un po'. In realtà Pisano non aveva tutti i torti con Alessio che non abbiamo visto quello che era appena successo. In ogni caso la palla
l'ha toccata. Cerchiamo di spiegare agli amici a casa, in pratica il pallone di Spano era oltre la metà campo. Pisano, se avesse toccato quel pallone, sarebbe scattata automaticamente l'infrazione di campo. Invece ha toccato prima il giocatore dell'Olimpia e poi è arrivato il fallo, ma l'arbitro non hanno ravveduto questo, quindi direttamente fallo a Pisano, 2 liberi per Terrosu che sbaglia per il primo. Sbaglia anche il secondo, Ubalet controlla e prova addirittura a spingere la transizione, supera la metà campo proprio sotto la nostra postazione. Giri Ubalek, vuole un quarto di campo da attaccare, se ne va Ubalek. Con un Barek che sbaglia, probabilmente un fallo non fischiato si fa sentire. Come detto, anche la sacchetta che arriva, fallo tecnico a Coach Piras, partita che si accende. Non l'ho vinto, però. Tutti in alto. Roba inverosimile. Capita Merella che va a chiedere spiegazioni all'arbitro. Questa chiamata, comunque fallo tecnico e quindi Olimpia che riesce a guadagnarsi l'opportunità, ma Terresi si sbaglia, prende 3 liberi in questo frangente. Anche il quarto sbagliato, come dicevano dall'altra parte dell'oceano, Bold online, infatti si rimane sul 50-47 Merella, che riesce a recuperare un pallone già perso e a guadagnare fallo. Ricordiamo anche i parziali delle frazioni di gioco con la prima frazione vinta da Senoli per 26-19, il secondo quarto è andato all'Olimpia Cagliari 22-15 con Spano che ancora fa chiedere spiegazioni col fallo tecnico attaccato a lui e non alla panchina e Merella che ha la possibilità a cronometro fermo di convertire ma sbaglia il primo, realizza il secondo. Senoli 2 minuti e 10 alla fine del terzo quarto. Terroso, supera la metà campo. Palazzi, Merella, ancora Merella in possesso, poi al giocatore in maglia verde, giocata difensiva del capitano senorese. Rispondiamo agli amici a casa, arbitraggio che scrivono, arbitraggio pessimo, in realtà l'arbitraggio è sia da una parte che dall'altra condizionante per alcune chiamate, ma i giocatori si stanno scambiando con grandi giocate, quindi non mi sembra che stia condizionando il match. Vedremo chi riuscirà ad avere il meglio. Pisano si alza, sta 3 punti, palla che esce. Diciamo, già Terrosi, pinta, Tiago, Cozeda, mi dice di no. Però la locomotiva, niente, non stoppa, nonostante non si sia riposato neanche un minuto in questa partita. Andrea Cordella, magnifico, infinito, come direbbe Massimo Marianella. Allora, Andrea Cordella che è lì al centro del poi perché questa è la linea che siamo ancora
fino a questo momento 22-10 il computo dei tiri liberi per Sennori, che ha realizzato 12 tiri liberi in più dell'Olimpia Cagliari, mentre per quanto riguarda le conclusioni da 2 punti se ti guardano le squadre 11-10 per l'Olimpia, 6 triple a 2 invece per la squadra di casa che conosce meglio questi canestri, ha percentuali più alte, ha realizzato più triple quest'oggi, 4 in più, 2 senoresi, Cordella, Figone svittare, Cordella, niente fischio, ancora il numero 3, che giganteggia, niente fallo per 2 volte, poi passi fischiato Andrea Cordella. Quindi 1 minuto e 13 alla fine del terzo quarto, Olimpia Palermo è sullo studios. Corsi, si muove di Ciaula e riceve, ancora di Ciaula. Si va poi dal numero 10 che vuole attaccare, si appoggia al vetro, è l'errore, si combatte a rimbalzo, Cordella la tiene lì, si contende il pallone, possesso, premia la Inver Senneri. Si erano avventati sul possesso sia Scanu che Cordella. Beh, la meglio è stato il numero 3 Sennonese. Cioè, a casa, eccolo qua inquadrato il nostro piccolo pubblico, pochi ma buoni direi, buoni e buoni, no? Questa volta si nel fondo, ma non arriva il fischio. Non arriva il fischio neanche in questo caso. Quindi ancora quella che torna all'Olimpia, sostenuta verso i tifosi, gli ultimi 30 di terzo quarto. Però viene fischiato fallo a Pisano, un po' strano il metro in questo caso. Niente fallo su Pisano, ma fallo lui dopo, quindi 2 liberi. In gamba! Sì, mi ero espresso troppo presto, amici a casa, per l'arbitraggio. In questo caso chiamata che non va a favore. Ne approfittiamo per salutare Massimo Verlic che ci segue, anche se non ha ancora scritto, lo salutiamo qualora dovesse essere collegato con noi. Tenori che gioca l'ultimo possesso, discrepanza però di 4 secondi tra i 2 cronometri. Merella dietro schiena, ultimi 8, se la vuole giocare, va la Cordella, di nuovo Merella, Cordella, secondo Cordella, fallo. Quindi 2 liberi. Secondo Andrea Cordella che riporta il suo sul meno 3, 2 secondi, Palazzo addirittura la tripla, gli sfugge il pallone, quindi il 3 per l'Olimpia Cagliari in vista del rush finale.
Sotto per Cordella, si svita contro Pala. Subito sul meno uno. Terzo quarto al punteggio bassissimo, credo il minimo storico per Semmeri. 11-8 c'è un'Inter a Cagliari. Neanche doppia cifra, ma ci riscattiamo subito. Cordella sotto per Ubalek, triangolo che si forma, non ritorna Marella. Ubalek deve salvare il possesso, ci riesce. Andrea Cordella, guarda il fallo. No. Chiamo Andrea Scalu che ci segue da casa. Ciao Andrea. Diffusissimo anche protagonista della live settimanale Cordella mi serviva questo tiro libero parità a quota 52, piccolo grande overtime da 9 minuti in arrivo. Di Ciaula sino in fondo si protegge con il ferro ma sbaglia e quindi Spano ancora Spano sotto c'è Uba il pallone che arriva in questo momento al numero 40 il fallo di Corsi che regala un palo a Sennori. Seno di Palemano, che si alza l'errore di quindi diciamo dall'altra parte il pallone laterale di Ubale che poi oppa per ricevere da tre Pisana sì, secondo Alessandro Pisano e poi il recupero di Marello che va Cino in fondo costringe così al time Roberto Zucca e più 4 il segno di parziale rapidissimo di 4-0 firmato Pisano Merel.
Cetopani, ovviamente, si sceglie Ubalek, Pisano, Prateria, non lo sfrutta. Infatti ci stava il taglio chiamato da Ubalek. Secondi alla fine dei 24 a correre alle vanille. Quindi che ha messo in una morsa l'Olimpia Cagliari in questo quarto parziale di 6-0. Come Pisano che ha recuperato 3 palloni alla rimessa e hanno creato così il del 60-52 nonostante le rotazioni accorciate prova a passare e in questo caso commette fallo Merella, questo fallo che ha mostrato i muscoli, il numero 16 è andato a sfidare tutta la tifoseria dell'Olimpia. Un po' Merella indemoniato in difesa, non lascia ricevere Mozzo, riceve in questo momento. Poi di Ciaula da 3 punti, non va, rimbalzo di Serra che viene poi steffato da Cordella, ancora da Cordella e quindi Merella si alza da 3 punti, Merella sbaglia al quale che viene spinto a fallo, anzi fallo contro il numero 40. Così è l'Olimpia che si esibiscono con l'inno di sotto e noi che esatto. Giano dall'altra già a casa lo siccome non si sente nulla, qui non si sente bene meglio. Sì. Oh, vattene, non posso ancora rispondere. Salutiamo Luca Merella, come l'audio adesso ragazzi, c'è stato un momento concitato, molto casino in tribuna con il tifoseria dell'Olimpia che ha sfidato e ha provocato. Meglio con telecronaca ambientale, no, non è meglio con telecronaca ambientale, questo è un microfono, quindi è meglio con microfono. Ambientale non esce bene. L'audio va e viene perché i decibel stanno aumentando qui al palazzetto, quindi è probabile che vada in blocco ogni tanto, però se dovessimo usare solo l'audio ambientale non si sentirebbe niente, io sto usando un microfono, quindi assolutamente meglio il microfono che l'audio ambientale, se ti consigliano in chat di usare l'audio ambientale, ma non è assolutamente così, ragazzi. Però Soppa, il giocatore dell'Olimpia Cagliari e poi di Ciaula, ripeto al tiro a 3,
Sbaglia di Ciaula anche. Ubale Carimbalzo. Giganteggia. Lascia lì per Pisano. Mettiamo anche il Chris Bach che ci segue. Il Pisano sbaglia, rimate di serra. Sempre più 10 Sennuri. Vi salutiamo anche coach Paolo Merella. Ci segue da Sassari. Ruba per la Merella. Pisano ancora le mano. Cordella vuole prendersi la tripla, importantissima. Sì, il 7° punto di Andrea Cordella, monumentale il numero 3. Amici a casa, non mi dite che l'audio non si è sentito adesso perché ho urlato, però se si è ripristinato il problema di audio, mozzo fino in fondo, fallo. Poi ce l'abbiamo qua, non mi fa. Quindi poco più di metà da giocare in questo quarto Olimpia Cagliari in possesso ma sotto di 13 punti, un parziale incredibile della Innovius Sennori, chiuso con la tripla poco fa di Andrea Cordella. E allora è andato in blocco a basso. Palla recuperata in collaborazione. Sì, Enrico Merella, tutti i 2 punti più 15% di che vuole mettere l'ipoteca su questa partita così tirata, nonostante le rotazioni accorciate. Mozzo si alza da 3 punti, l'errore, rimbalzo lungo controllato ancora il numero 1. Palazzi vuole andare sotto la serra. Urbalek sta bene davanti a lui, arriva. No, un po' contro Urbalek, ma 2 punti di serra. Di Palazzi non accolta dal ferro. Poi Pisano che non riesce a salvare il pallone. Possiamo metterlo adesso 2 amici, dai.
Va bene così, miracolo. Miracolo. Guarda che si sente. Quindi di ciao, la palla in mano, carico fuori i percorsi da 3 punti. Primo ferro, rimbalzo di Serra. Ancora corsi, ancora la 3, ancora un errore, ma altro extra possesso. Con Olimpia Cagliari che ha tante occasioni, arriva la stoppata di Pisano. Ma fallo, quindi 2 liberi. Un segno che ha ben 4 giocatori in doppia cifra, ovvero Cordeda con 26, Menella con 12, Pisano con 11 e Ubalek con 14. Olimpia che si riavvicina sul meno 11, 3 minuti e 20 alla fine. Spano si alza, a 3 punti non va Spano, è Ciaula, di Ciaula che trova il pallone contro Alessandro Pisano. Quarto fallo. Ciaula secondo è meno 10 per l'Olimpia, 3 minuti e 14 possesso per Semi. Cordeda prova ad attaccare, Cordeda palla che esce, probabile il fischio che non arriva per l'MVP del match odierno, non ci sono dubbi fino a questo momento. Andrea Cordeda. Di Ciaula. Pallone sotto, completamente sbagliato, colpisce il tabellone. Quindi Pisano. Di Ciaula. Quindi Pisano che può andare in lunetta, dove poi saranno sempre tiri. Secondo Alessandro Pisano, no, sbagliato. Più 11 segni, errore nel tabellone qui al palazzetto, non in grafica. Più 11, 2 minuti e 40 alla fine. No, che ha sbagliato il tabellone del palazzetto. Scarico, Ubale che rimane molto bene, ancora corsi. Stacca, mettiamolo, Palmesi deve attaccare, carico fuori, tripla di torno giù. Non entra, il possesso per Tona, segno di visibilmente stanco Andrea Cordeda che insieme a Ubale che non è uscito un minuto
nella partita odierna, ma ha dato il 100%, 26 punti per Andrea Cordeda, autentico mattatore del match. Fino a questo momento Signori deve completare l'opera. Fallo tecnico contro Jacopo Corsi. Sa. Del match più 13 toccato proprio a 2 minuti dalla fine per Aino Vicenneri che ha maturato questo parziale proprio all'inizio del quarto quarto con delle giocate clamorose, soprattutto 4 recuperi consecutivi in difesa. Quindi Pisano ad attaccare, perde però il pallone, regala una chance a Terrosu che va sino in fondo contro Ubalet, realizza il nuovo meno 12, il tempo ormai è poco. Pisano però perde il controllo del pallone, Corsi ne realizza altri due, quindi Gabriele Chiras costretto a chiamare time out. No. Signori che si sta avvicinando alla vittoria della seconda giornata e quindi a 4 punti, ma c'è ancora da combattere sino alla fine. Guardate, continua libero supplementare Andrea Cordella può salire così a quota 29. Camarella dice audio inesistente, no, non ci puoi dire così Luca. Noi qua abbiamo tutto sotto controllo, le nostre grafiche ci dicono che l'audio funziona. Abbiamo appena commentato la giocata di Cordeda, dimmi che stavi scherzando. Miglioreremo anche in trasferta, amici a casa. Per il resto realizza Cordeda e sale a quota 29 punti per Andrea Cordeda in 35 minuti di impiego. Poi sbaglia Corsi, subisce il fallo. Primo fallo
di Alessandro Pisano, applaudito dai nostri tifosi interna Palma Re per questi 54 secondi. Uscita anche per Uber e rientra Cabras. Niente da fare per l'Olimpia e quindi alla Seneri con Merella, uscita di Cordella, vediamo se attacca per i 30 punti numero 3, si arresta da lontano, ci prova, tiro molto difficile, nel senso che ritorna alle 20. Quindi 30 secondi con l'Olimpia che prova comunque a farsi onore sino alla fine, ci riesce con un canestro dal lato debole nel quarto di Scanu, pressione allungata, 20 secondi alla fine, 11 punti tra le due squadre, palla per Marreu che si fa trovare pronto e poi Cabras quasi indisturbato a metterne due per il più 13 che rimane tale nella partita 1-0 e la palla ce l'ha in mano la faccia con la Marrese lo fatto sulla schiena ma Senneri espugna il campo dell'Olimpia con un ottimo quarto e incagliati inoltre tifosi il quarto ottimo di pregevole fattura del giocato di Marella e bisogno di difesa è bellissimo, molto incredibile Andrea Cordella autore di 29 punti MVP del match odierno. Ringraziamo amici a casa per averci seguito anche oggi. Saluto chi ci ha seguito in chat rispondendo sino alla fine quello che scrivono dicendo comunque l'audio ambientale è tutta un'altra cosa per noi a casa. Beh, è così sempre ragazzi, ricordatevelo anche in casa le partite l'audio non cambia, oggi non è cambiato niente, io ho un microfono e poi tutto il resto è ambiente, quindi stiamo parlando del niente ragazzi, ricordiamo se ne ha vinto i 10 punti, le due ci sono dettate alla linea di questo campo, non di certo alla nostra attrezzatura, e vediamo i nostri ragazzi festeggiare se ne vince i 13 punti, però amici a casa, facciamoci sentire anche quando le cose vanno bene, non solo quando noi ci stiamo impegnando tanto, quindi cercate di essere clementi, diciamo 13, 4 punti per salire di classifica. Grazie, ti